Rieccoci, terza parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Ancora una volta vi do i numeri per interagire con la trasmissione, ci potete mandare un sms al 345 334 1171, ci potete mandare una mail al sindacorisponde@gruppotv7.com e a proposito di sms, Sindaco, andiamo a leggere altri messaggi arrivati da parte dei nostri telespettatori e delle nostre telespettatrici. Cominciamo con il primo, ne vediamo tre in questo giro, scusandoci in anticipo insomma se non riusciremo anche a dar voce a tutti, ma gli argomenti sono molti. Quanto dureranno i lavori in tangenziale? Non è possibile tutto quel traffico al mattino vicino a uscita Corso Stati Uniti. Quanto dura non lo so, esattamente non lo so, so che questo protesta, so che è veramente difficile questo problema, risolvere questo problema. D'altronde devo dire la sicurezza è base per quanto riguarda, neanche voglio pensare che un ponte crolli o qualsiasi altra cosa, perché stiamo monitorando molto attentamente. L'assessore, la vice sindaco Michelici sta lavorando molto intensamente, sta guardando queste cose, cercano di fare il più presto possibile, però hanno ragione. Però devo dire un'altra cosa, se nel tempo avessimo fatto certe cose, come le tangenziali, vi ricordate che si parlava del grande raccordo? Queste cose non ci sarebbero adesso, questi problemi, per cui al di là che è cambiato il tempo, è cambiato tante cose, non sto accusando nessuno, assolutamente, però se avessimo fatto certe cose, è ancora penti di Casarini e Zanonata. Ma il grande raccordo anulare è archiviato definitivamente? Non è archiviato definitivamente, però c'è un contenzioso tra chi doveva farlo e la regione, per cui stiamo anche come provincia ragionando di fare qualche proposta all'assessore De Berti, se è fattibile il prenderlo magari non come era stato progettato al suo tempo in altri sistemi, perché veramente diventa difficile. Questi sono i risultati, basta toccare qualcosa a Padova, diventa difficilissimo. E siamo pure in estate tra l'altro, quindi col traffico un po' ridotto. In questo periodo perché c'è meno traffico, non ci sono le scuole, figuratevi quando sarà più avanti nel tempo, per cui basta chiudere via Raggio di Sole, basta finire via Tinate e chiudere un pezzo, via Belzoni, diventa un problema tutto, per cui per quello dico abbiate pazienza, sbagliamo, dobbiamo informare, tutto vero, però stiamo costruendo una Padova migliore, sono convinto di questo. Ovviamente ognuno vada al momento, c'è traffico, non riesco a andare, ma vale anche per me, arrivo via Tinate alla fine, non sapevo nemmeno io, per cui devo fare un altro giro, per cui portate pazienza, se facciamo squadra tutti insieme alla fine Padova migliorerà. Andiamo a leggere il secondo messaggio arrivato da qualche cittadino o qualche cittadina padovani. Ci sono novità per lo stadio Euganeo e se riprendono i lavori? Grazie. Sì, ci sono novità, nel senso il nostro dirigente sta lavorando, è stata una cosa molto difficile perché come ha chiesto ovviamente la procura abbiamo interrotto i lavori per quanto riguarda l'azienda che stava facendo, bisogna rifare la gara, bisogna ricominciare da capo, nel senso dove è stato fermato i lavori, bisogna trovare d'accordo anche con l'azienda precedente perché ovviamente c'erano degli impegni contrattuali, però siamo fortunati sia perché l'assessore Bonavia sai mettersi tutto il tempo possibile e la volontà possibile come i dirigenti. Io spero che, non dico quando, non voglio autoflagellarmi, no, sicuramente non per finale, ecco dico questo, sta un po' più avanti, ci vuole tempo. Avrei voluto chiederglielo se aveva delle idee sui tempi, ma non si vuole sbilanciare, ormai la conosco. Ogni volta che dico i tempi sbaglio in maniera clamorosa, sarà primavera, non so, primavera prossimo anno. Vabbè, però ci aggiorniamo. Onestamente non penso lo sappia nessuno. Andiamo con il terzo messaggio arrivato per lei, Sindaco, vediamo questa ulteriore richiesta. Non è possibile vedere macchine parcheggiate sempre fuori dagli spazi, dovete fare più multe. Non so se qua ci si riferisca a una zona particolare della città, ma immagino che sia un po' generalizzata, ecco, come segnalazione. Se facciamo più multe il comune vuole fare cassa. Pensate, quando adesso più o meno dai primi luglio partirà il regolamento per quanto riguarda il ZTL. Abbiamo investito veramente risorse per comunicare a tutti i cittadini, attenzione, cambia le modalità. Già non si poteva fare certe cose tipo via Beato Pellegrino, per tutti le facevano, adesso prendono le multe. Allora abbiamo, come prevede nel normativa, abbiamo aspettato un mese, solo le multe potevano essere fatte dalla polizia locale.
tra poco cominciano le multe, per cui veramente quello che non si può fare. Primo c'è un grosso di responsabilità, secondo prendono le multe, terzo stiamo solo controllando i veicoli commerciali, spesso e volentieri che sono all'interno del centro storico. Non è cambiato nulla, stiamo solo facendo in maniera tale che vengano rispettate le normative, c'erano già le normative, per cui state attenti, dopo mi dicono il comune vuole fare cassa. Mettete multa, dopo dall'altra parte viene fuori. Non sono mai tutti sempre contenti, no, Sindaco, credo che ormai l'abbia capito. È sempre colpa mia di base, ovviamente sto dicendo che sono io responsabile di tutto quanto, per cui nel bene e nel male. Però noi facciamo multe, però abbiamo anche buon senso, nel senso non esageriamo. Le multe sono tante, non vi garantisco che sono tante, basta che guardate gli incassi che facciamo, per cui sono tante, però non posso neanche penalizzare i cittadini. C'è un po' di buon senso in tutto. Senta Sindaco, cambiamo tema. Tra pochi giorni, insomma tra circa un mese, chiuderà un negozio storico della città di Padova, il negozio di dischi 23 in via San Gregorio Barbarigo. Tra l'altro noi siamo andati questa mattina con le nostre telecamere, non so se mentre ne parliamo riusciamo anche a vedere un po' di immagini, perché è un negozio storico, 50 anni insomma, di attività, ha sempre avuto ovviamente un buon numero insomma, di clienti. In questi giorni è scoppiato veramente il putiferio, perché da quando è arrivata la notizia che il 23 chiuderà ci sono anche 30-40 persone ogni momento dentro contemporaneamente a questo negozio, segno insomma, che ha segnato veramente la storia della città. A dire di questo però le chiedo insomma, che momento, che periodo è per il commercio a Padova, per il commercio in città? Io so che è chiuso, non perché è in difficoltà per vendite, è chiuso, infatti se non sbaglio al Ghetto ha perso un altro punto vendita che vende vinili e dischi. So che non c'era il cambio generazionale. Sì, in questo caso sì, esatto, in questo caso era dovuto al fatto che l'attuale proprietario non aveva a chi lasciare l'attività, però al di là di questo è un tema generale. Ma a mio modo di vedere sta andando bene, mi confronto anche con i vari presidenti dell'associazione di categoria, non sta andando male assolutamente. Chiaramente è cambiato, dopo il Covid è cambiato molto l'impostazione, sono dei settori che non funzionano più, dei settori tipo street food, il cibo va molto, per cui dipende molto da come funziona, dal posizionamento che si ha. Dopo è chiaro che l'e-commerce, il mercato per quanto riguarda elettronico ha cambiato ulteriormente e tutto. I giovani spesso e volentieri fanno riferimento al commercio elettronico. Nel mio caso a me piace comprarmi la giacca, vado a vedere come è fatta la giacca, per carità. Per cui sta cambiando, c'è un'evoluzione, sta cambiando la logica anche del generazionale, però io vedo chi sa fare il suo mestiere, che è gentile, corretto e funziona sempre. Sono delle zone in cui non si funziona, non c'è passaggio, noi cerchiamo con l'assessore Bessa di fare il possibile per far sì che sia il movimento dei turisti, di giovani, il più possibile, però sono cambiate le logiche, per cui le logiche del commercio sono cambiate. Ma al di là di questo le amministrazioni comunali, lei diceva adesso del magari fare in modo che ci sia passaggio, attività eccetera, possono fare qualcosa in concreto magari anche per aiutare i commercianti? L'anno scorso abbiamo fatto sconti sull'IMU che affittava a prezzo concordato, cerchiamo di fare anche con l'associazione di categoria, cerchiamo di intavolare discorsi e trovare sistemi non penalizzanti. Quando abbiamo chiuso Borgomano c'è stata rivoluzione perde il fatturato, perché è vero, c'è qualche errore, facciamo anche qualcosa di positivo, spero, è bene. Senta Sindaco, ieri sera avete acceso insomma, la nuova illuminazione di Santa Giustina, adesso le facciamo vedere anche una foto, però so che questo è un tema a cui lei e anche il vice sindaco Michalizzi tenete veramente molto, anche perché insomma è in una zona centralissima della città, soprattutto della valle, ecco la quale piace. Era un angolo buio di Padova, ogni volta che passavo dicevo ma com'è possibile che sia così brutto, così buio? È uno spettacolo, invito a vederlo perché veramente si vede più o meno dalle 9, 9 e mezza di sera con il buio fino a mezzanotte. È una bellissima basilica di Padova. Io sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Ci abbiamo messo un sacco di tempo, 1 anno e mezzo, non si trovava i corpi illuminanti, c'era il problema del Covid. I lavori, per carità, c'era piena collaborazione con la sovrintendenza, però erano cose delicate, per cui
sotto l'aspetto di illuminazione va trattato come un gioiellino, però siamo riusciti, per cui grazie ai tecnici comunali, grazie al vice sindaco, è stato uno sforzo grazie all'esercito che ci ha autorizzato, se c'è la caserma vicino, a usare il mobile per illuminare, però andate a vedere quanto è bello. Credete molto nell'illuminazione della città perché lo state spingendo, lo state facendo molto sia con il LED ma anche sul fronte del decoro urbano, ma anche penso agli eventi particolari, insomma come il periodo natalizio, con le luminarie, con il videomapping, insomma tutto ciò che riguarda la luce, l'illuminazione, voi ci credete molto? Di sicurezza. Chiaro che l'illuminazione costa, per cui siamo molto attenti, perché è aumentato in maniera considerevole, come tutti sanno, basta vedere le bollette di casa propria. Per cui siamo molto attenti, l'investimento è molto importante sul LED, che abbatte i consumi, sui pannelli fotovoltaici, c'è un progetto in corso veramente importante da parte dell'amministrazione comunale, per trovare sistemi anche incentivato dal governo, queste cose qua, per cui è importante sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto di illuminazione pubblica, sotto l'aspetto di sicurezza, è una cosa importante, per cui nel contempo anche risparmiare, perché ad esempio Basilica è 60% in meno di quello che potrà fare luce in più, perché sono arrivate le normative, l'ARPA sta attento giustamente, però illuminazione vuol dire sicurezza, quanto è bello il Prato della Valle illuminato adesso, ma anche d'inverno, quando c'è il periodo natalizio. A me emoziona sempre sento molto mia, tra virgolette, la città non è mia, però a me affascina sempre questa città qua, è importantissima. Anche perché credo che, e chiudo come considerazione finale, insomma, il fatto di avere la responsabilità di gestire e governare una città come Padova, a maggior ragione se è una città che ama, la spinge a fare sempre qualcosa di più, fare sempre qualcosa di meglio. Però quello che serve è la squadra che funziona, da solo non faccio nulla, l'ho detto 1000 volte, ma credetemi che è vero, sia assessori, sia il gruppo dirigenziale, che veramente siamo una città che non ha nulla da invidiare agli altri. Io sono fortunato perché ho collaboratori, assessori, staff che sta lavorando alla grande, da solo non si fa niente. E penso che tutti i risultati, ma ne sono pochi o tanti, ognuno giudica quello che vuole, però insomma la città è abbiamo una grande, bella città in cui è vivibile, ma ogni funzionario che viene, che dice quanto è bella Padova, i turisti, quanto è bella Padova, e passaparola penso sia fondamentale. Grazie Sindaco per essere stato con noi in questo appuntamento del Sindaco Risponde, grazie ovviamente a tutti i nostri telespettatori per averci seguito, dopo di noi l'informazione di iReporter con l'edizione serale del nostro telegiornale, a seguire alle 21 Elena Cognito con TV7 con voi, speciale sera. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci. Buona serata.